Passiamo al punto numero 2, fusione per incorporazione in vivenza tagliamento di Acqua SPA della società Sistema Ambiente SRL ai sensi dell'articolo 2501 e seguente del Codice Civile. Come ho avuto modo di riepilogare in qualche modo il contesto legislativo e anche di rapporto interregionale e storico che si produce questo progetto di fusione, e ho avuto modo di descrivere i vari passaggi sia dal punto di vista politico tra le regioni e tra le società e tra i comuni appartenenti alle società. Noi abbiamo questo progetto di fusione che comprende una società incorporante Livenza Tagliamento SPA con un capitale sociale di 15 milioni di euro ed incorporata al Sistema Ambiente con un capitale sociale di 540.000 euro. Le modalità di attuazione della fusione: la società Livenza Tagliamento Acqua SPA intende procedere alla fusione per incorporazione all'interno del patrimonio sociale della società Sistema Ambiente SRL. Tra le società partecipanti alla fusione non sussistono partecipazioni incrociate. Ciò comporterà che da parte della società incorporante, quindi LTA, l'incremento del capitale sociale funzionale all'attribuzione ai soci dell'incorporata di proprie azioni di concambio rispetto alle quote possedute. Ricordiamo che la situazione patrimoniale della società incorporata, quindi di Sistema Ambiente, era di 4.441.867 e in dipendenza della valorizzazione reciproca delle società partecipanti alla fusione e conseguente rapporto di cambio, la incorporante attribuirà ai soci dell'incorporato una quota capitale pari a 2.633.176 sulla base della sopra indicata situazione patrimoniale. L'operazione di fusione comporterà per l'incorporante l'emersione di un avanzo di fusione di 808.000 euro. Poi abbiamo inserito lo statuto della società incorporante, che subirà delle modifiche, che riguarda l'articolo 2, dove è prevista l'istituzione di una nuova sede secondaria commerciale in comune di Bruniera, dell'articolo 5 la previsione di un aumento in capitale a euro di 18 milioni di euro, l'articolo 6 previsione dell'accrescimento di diritto di opzioni soci per la sottoscrizione di obbligazioni convertibili rimaste inoptate. All'articolo 11 esplicita previsione del diritto di opzione in caso di cessione di azioni si accresce automaticamente in capo ai soci che lo hanno esercitato nel caso in cui alcuni soci non l'abbiano esercitato. Articolo 15 previsione che l'assemblea possa tenersi in videoconferenza nel rispetto dei requisiti di legge. L'articolo 17 previsto che l'assemblea straordinaria deliberi con la maggioranza del capitale sociale. Articoli 17, 19 e 20 è previsto che siano eletti membri del Consiglio di amministrazione quelli appartenenti alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. I membri del Consiglio di amministrazione nominano al loro interno il Presidente. Articolo 26 è previsto che la revisione legale possa essere più affidata a un collegio sindacale, ma deve essere obbligatoriamente effettuata da un revisore legale o da una società di revisione. Articolo 29, nella clausola compromissoria prevista un collegio arbitrale decida secondo il diritto di vita rituale. Articolo 32, previsione di controllo analogo congiunto. Il rapporto di cambio nelle modalità di assegnazione delle azioni: abbiamo la valorizzazione della società partecipante alla fusione funzionale alla determinazione del rapporto di cambio, è stata effettuata in applicazione delle buone pratiche note dell'economia aziendale con riferimento alla situazione economica patrimoniale risultante dal 31/12/2016. Quindi abbiamo LTA che ha un valore della società di 46.320.166 per l'85% delle azioni e Sistema Ambiente del 14,63. Come abbiamo detto, il valore della società è aumentato a 18 milioni. Se noi andiamo a vedere per quanto riguarda i comuni veneti, che sono per i comuni dell'ex Cattoi, che sono 25, il totale delle azioni ha un valore di 15 milioni e per quanto riguarda il comune di Telio Veneto abbiamo un valore di 411.588.
mentre per quanto riguarda i comuni di sistema ambiente abbiamo un valore di 540.000 che va a 2.633.000 per un totale di 18. Allora, alla data della fusione l'incorporante LTA procederà all'annullamento di tutte le azioni di LTA e delle quote di sistema ambiente, quindi viene azzerata completamente l'attuale situazione. L'emissione di numero 18 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di €1 ciascuna, che saranno attribuite sulla base di rapporti di cambio sopra evidenziati, come avevamo detto prima. Si precisa che il capitale sociale di LTA post fusione è uguale a 18 milioni e più alto rispetto al valore societario di prima di 2.460.000. E la stipula dell'atto di fusione è sospensivamente condizionato dal fatto che la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia sottoscrivono e approvino entro il 31 dicembre 2017 l'intesa attualmente in fase di definizione nella forma tecnica che riterranno opportuno. Questo è l'accordo interregionale che avevo nominato nelle precedenti riunioni, che io ho sentito anche oggi l'assessore, e questo mi ha confermato, che la proposta alla Regione Friuli Venezia Giulia è stata mandata la scorsa settimana, che avrà un incontro in settimana con il suo collega del Friuli Venezia Giulia, che quindi nel giro di poche settimane ci sarà la stipula e quindi la formalità dell'accordo interregionale che, come vi ho spiegato, è in fase proprio conclusiva. Che disciplini questo accordo deve disciplinare la partecipazione dei comuni veneti attualmente in LTA nella USIR del Friuli Venezia Giulia, che è quel nuovo organismo, che consente alla società incorporante LTA nell'assetto risultante a seguito della fusione di mantenere l'affidamento del servizio indico integrato su tutto il territorio, attualmente servito separatamente dalle due società fuse, confermandomi la durata naturale alla scadenza il 30 giugno 2039 dell'affidamento attualmente in capo al sistema ambiente, perché come vi ho spiegato la Regione Friuli Venezia Giulia ci aveva messo la scadenza dell'affidamento alla nostra società il 31/12/2017, noi andando a fare la fusione con sistema ambiente andiamo al 30 giugno 2039 che è la data di scadenza dell'affidamento attualmente di sistema ambiente. Infatti, ai sensi della legge regionale del Friuli Venezia Giulia, avente oggetto organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Ecco qua, volevo sottolineare un altro aspetto. Nell'accordo interregionale abbiamo inserito, per tutta una serie di motivi, visto che vicino a noi in Comune di San Vito abbiamo ambiente servizi e altre situazioni che riguardano i rifiuti, abbiamo inserito che in ogni caso il nostro sistema di gestione dei rifiuti è fuori dalla gestione della USIR, perché in teoria se noi non mettevamo questa clausola all'interno dell'accordo di programma, un domani il Friuli diceva sì, voi siete all'interno della USIR, che la USIR prevede anche la gestione dei rifiuti. Noi abbiamo sottolineato nell'accordo interregionale anche questo passaggio. E quindi la legge è finalizzata a dettare le norme in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a decorrere dall'1/1/2017. Tutte le autorità d'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia già preposte all'amministrazione del sistema regionale vengono poste in liquidazione per confluire nella nuova autorità d'ambito regionale denominata USIR, ente di governo nell'ambito in cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico e al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Inoltre hanno inserito che partecipano all'USIR anche i comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa in cui articolo 3,2 la USIR esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale. Però noi abbiamo inserito e ottenuto che abbiamo un'assemblea locale che ha voto vincolante su tutte le modifiche che possono avvenire sul piano degli interventi.
In caso di mancata approvazione della sottoscrizione dell'intesa sopraindicata tra Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia entro il 31 dicembre 2017, gli amministratori delle società partecipanti alla fusione saranno liberati dall'obbligo di procedere alla stipula dell'atto di fusione. Il suddetto termine è il 31 dicembre 2017. È prorogato di diritto nel caso di espressa previsione in tal senso da parte di atto avente forza di legge o atto equiparato, nel senso che noi abbiamo concordato con la Regione Friuli Venezia Giulia che, visto che comunque questi atti sono atti che hanno bisogno anche di una certa tempistica, è nostra volontà assolutamente di arrivare entro il 31/12, anche perché vi ho spiegato che vorrei che il nuovo affidamento fosse fatto dall'attuale Assemblea Cattolica, che però in caso che per motivi legali o qualsiasi altro motivo non si riuscisse ad entrare il 31/12/2017, la Regione Friuli Venezia Giulia, questo ce l'ha dichiarato l'assessore, provvederà a fare un emendamento, un qualcosa che ci regola sul fatto che possiamo andare oltre il 31/12/2017. Ecco, direi se ci sono domande, prego. Direi la risorsa acqua è una risorsa preziosa, quindi secondo noi la messa in sicurezza della captazione, dell'adduzione, della distribuzione di un'acqua di buona, ottima qualità come quella che arriva da San Vito, da Torrate, e speriamo anche che si riesca a fare un investimento per delle condutture provenienti dalla Val d'Arzino, cioè non si può che trovare d'accordo. Io ringrazio il Sindaco per aver spiegato esaustivamente in commissione questa tematica, no? E ci piacerebbe però che in commissione, insomma, si rispettassero un po' anche c'è la forma, quindi un presidente che apra e chiuda la seduta, fermo restando, insomma, che le spiegazioni del sindaco sono sì, sempre bene accette, però insomma sentire anche le posizioni, oltre del presidente, anche degli altri consiglieri, insomma, a maggior ragione su temi così importanti ci farebbe piacere anche per un confronto costruttivo. Il nostro ambito per quanto riguarda la risorsa acqua è quello friulano, è indubbio, insomma, non è inutile andare a cercare sorprese da altre parti, quindi anche la precisazione del sindaco Tamai oggi sul Gazzettino, dove dice che anche la sindaca senatore di Portogruaro ha collaborato fattivamente, insomma, ci fa piacere. Ci sono alcune cose che volevo chiedere, no? Al di là del fatto che forse ci sono un sacco di organismi di gestione per questa risorsa, almeno da quanto ho potuto leggere nella convenzione, nella delibera, quindi l'assemblea dei soci, l'assemblea di coordinamento interregionale, il consiglio di amministrazione e il coordinamento intercomunale. Quindi spero che questi organismi, che sono tanti, d'altronde per una risorsa così forse sì, è bene che ci siano, riescano a lavorare bene insieme senza blackout improvvisi di comunicazione. Volevo chiedere se, come si legge nella convenzione, l'assemblea dei soci della nuova società è tenuta ad osservare le direttive dell'assemblea di coordinamento, e quindi se questo è tenuta va considerato come è obbligata oppure no. Ho apprezzato anche il fatto che ci sia il chiarimento sul fatto che noi usufruiremo solamente del servizio idrico, e anche del fatto che è garantito il 100% della capitale pubblica della nuova società. Ecco. E un'altra cosa, non so se il sindaco riuscirà a chiarire,
di quei 2.100.000 euro di risparmio che si prevedono dal 2018 al 2022, se sia già una previsione di come verranno utilizzati e se mi conferma che le eventuali infrazioni, no, nei confronti della comunità europea da parte di alcuni comuni friulani non verranno spalmati indiscriminatamente su tutti i comuni. Sì, allora ho spiegato in commissione la questione e l'abbiamo masticata più volte anche in riunioni di maggioranza, di conseguenza era più che altro una presentazione, anche perché ne avevamo avuto modo di parlarne anche prima. Per quanto riguarda gli organismi, sono gli organismi di fatto previsti per legge, però voglio anche ricordare che l'assemblea di soci è formata dai sindaci, soci, quindi abbiamo tutti i sindaci presenti all'interno dell'ambito, diciamo, del nostro ambito. L'assemblea locale è formata dagli stessi sindaci che fanno parte dell'assemblea di soci. E il fatto che il nuovo organo di coordinamento possa influire perché qual è il punto? Allora, per quanto riguarda la tariffa, quella viene decisa dall'AEGE, che è l'organismo nazionale, quindi su questo non può intervenire il nuovo organismo di coordinamento. L'unica cosa che poteva intervenire in maniera dannosa per noi, il nuovo organismo di coordinamento, era nel piano degli investimenti che noi abbiamo approvato come CATOI, che una volta formato il nuovo organismo di coordinamento, questo piano sarebbe andato a sovrapporsi a quelli di tutta la regione Friuli Venezia Giulia, quindi sarebbe stato fatto un piano unico per tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Noi, ottenendo che all'interno dell'accordo interregionale ci fosse l'assemblea locale, e che l'assemblea locale ha voto vincolante per quanto riguarda le modifiche di questo piano, abbiamo ottenuto di fatto un sottoambito, che il nostro piano degli investimenti rimane separato dal resto del piano di coordinamento. Quindi a questo punto di vista la questione che per quanto riguarda le somme di infrazione da parte di alcuni comuni non venga legata alla tariffa, cioè che quindi non venga scaricata in tariffa, questa è una richiesta che abbiamo più volte fatto e ci è stata confermata naturalmente da entrambe le regioni, perché naturalmente se questo avvenisse comprometterebbe praticamente il piano degli investimenti, perché significa che non abbiamo nessuna prospettiva perché in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo si potrebbe interrompere il piano di investimenti. Quindi per questo motivo siamo sicuri, è stata una scelta ponderata e determinata in maniera tale da non influire nel piano di investimenti, che da qua a 20 anni è un piano di investimenti molto importante. Ecco, per quanto riguarda il risparmio in questo momento non so probabilmente come. Ci sono altri interventi? Prego. Preannuncio già da subito il mio voto favorevole perché ci ho creduto, ho già votato anche l'altra volta, però volevo più che altro se riesce a darmi una risposta, in quanto in questi giorni sui giornali c'è tutto un rimbalzo per il comune di Portogruaro, di voci, il ritiro del punto dell'ordine del giorno e cose di questo genere. Addirittura, vero o non vero quanto dicono i giornalisti, sembrava addirittura un discorso di passaggio a Veritas per l'acquedotto, che non mi troverebbe sicuramente d'accordo. Volevo questo chiarimento, al di là di quello che fa o farà il comune di Portogruaro. Noi stasera votiamo questa delibera e aderiremo a questo acquedotto, al di là che Portogruaro ci sia o non ci sia. Sì, a questo punto per il numero di comuni che hanno votato la fusione
il voto di Portogruaro è influente, nel senso che in ogni caso noi andiamo avanti in questa direzione. Però per chiarezza anche volevo testimoniare che noi abbiamo fatto, che io ero stato delegato a presentare la questione all'assessore regionale Veneto, Veneto e Friulano in Consiglio regionale a Venezia, e in quell'occasione era presente anche il sindaco di Portogruaro, era presente il sindaco di San Michele e un altro paio di sindaci, e abbiamo concordato allora di creare due commissioni, due gruppi di sindaci per discutere l'accordo interregionale. A questo gruppo di sindaci siamo stati delegati per la parte veneta io, il sindaco di Portogruaro, il sindaco di San Michele del Tagliamento, e per la parte friulana il sindaco di Sesto Arreghina, il sindaco di Valbasone e il sindaco di San Vito del Tagliamento. Il sindaco di Portogruaro ha partecipato a tutte le riunioni e ha sempre lavorato per andare in questa direzione. Tra l'altro posso anche dire che è stata una delle persone più attente che ha su diverse questioni ha cercato il più possibile, come ho dichiarato tra l'altro non l'ho letto, però se è stata riportata la dichiarazione giusta, che è stata una delle persone più attente che ha cercato di portare il più possibile fino all'ultimo. Infatti è stata una sua iniziativa quella di richiedere all'ultimo, perché una volta stabilita l'assemblea locale, a questo punto come comuni veneti ci sentiamo abbastanza garantiti, perché a questo punto avere due rappresentanti all'interno dell'AUSIR per noi diventa quasi indifferente. Mentre il sindaco Portogruaro ha insistito per mandare un'ulteriore richiesta alla Regione Veneto che tratti con la Regione Friuli Venezia Giulia per avere i due rappresentanti all'interno dell'AUSIR. Quindi il ritiro che io ne ho parlato anche, ho avuto anche oggi una riunione con l'assessore regionale dei servizi sociali Lazzarini insieme al sindaco di Portogruaro, abbiamo avuto una riunione anche venerdì su riunione di comune, abbiamo avuto modo anche di parlare di questo in maniera molto frettolosa e devo dire che quello che è successo in Consiglio Comunale non è legato tanto dalla volontà di andare in fusione quanto a dinamiche del Consiglio Comunale di Portogruaro particolari, che non sono andato neanche nei dettagli. Ecco, se non ci sono altri interventi andiamo al voto. Favorevoli? Contrari? All'unanimità. Ringrazio perché ritengo che questo sia è da votare in immediata esecutività. Sì, votiamo anche in immediata esecutività. Favorevoli. Vi ringrazio perché ritengo importante che un'azione di questo tipo sia appoggiata da tutto il